Il Friuli Venezia Giulia è stata la regione che ha subito l'eccesso di mortalità più alto nel primo trimestre del 2021, anche se i dati su marzo rappresentano ancora una stima. L'elaborazione a cura del fisico Francesco Luchetta prende in considerazione le ultime pubblicazioni di Istat. E le garantisco che lo stesso numero si può dire in maniera tre volte diversa in funzione da che parte lo leggi e come le interpreti. Io non credo che qui nessuno racconti storie diverse dalla verità, questa è la mia opinione e su questo continuo ad essere convinto. Buonasera dal TG del Friuli Venezia Giulia. Dunque la nostra regione resta quella con la più alta incidenza di positivi al Covid, addirittura il doppio della media nazionale. Se andiamo a verificare i casi dei positivi sui tamponi, nel periodo 1 gennaio-21 marzo 2021, la media italiana si attesta al 6,3%. Il Friuli Venezia Giulia è al 6,9%, quindi oltre la media italiana, dietro Puglia, Calabria, Marche, Campania, Molise, Basilicata, Provincia Autonoma di Trento, Lombardia ed Emilia-Romagna. A Trieste, gli operatori sanitari contagiati superano il 30% del totale degli infetti, il triplo della media italiana, una fiammata a cui hanno contribuito le case di riposo.